approfittare della presenza di padre Max. Ce n'è anche un altro, c'è anche il parroco di Calatabbiano, padre Sebastiano, quindi oggi a Parrini siamo a posto. La chiesa ci è vicina. La chiesa c'è, sì. Che io mi ho ricordato che nel Vangelo ci sono le famose parabole. Come no, certo, ci mancherebbe. Le parabole che ci hanno una morale. Quando tu ti leggi, certo. Quando tu ti leggi un passo del Vangelo, poi alla fine dice: ma qual è la morale? Certo. Qual è l'insegnamento? L'insegnamento. La parola di Dio ha insegnamenti importanti. Anche noi in campagna abbiamo le nostre parabole. Ah, sì, guarda da dove è partito per arrivare alle parabole della campagna. Abbiamo le nostre parabole con le nostre insegnamento, con la nostra morale. Va bene. Un contadino, creature, cristiano buono, che Dio lo conservi, c'aveva un cavallo che voleva tanto bene e una fotografia ne stanno facendo. Naturale, vero? Spontaneo. Basta che voi puntate i vostri obiettivi e noi ci mettiamo subito in posto. Allora avevo questo cavallo che voleva tanto bene. Gli animali si vogliono bene tutti, i gatti, i cani. Rispettarli e amarli gli animali, dovete farlo sempre. Sì. E avevo questo cavallo che purtroppo casca malato, io chiama il veterinario, che se lei non lo sa è il medico degli animali, si chiama veterinario. Ma io perché lei si iscrivisse sta cosa. Ma io perché non dovrei saperlo che il non veterinario... Non si sa mai cosa da vita un domani ci fa so bello. Vede, quell'altro liscio di Nello Scirè, presidente del Militello Club di Grenchen in Svizzera, applaude perché è più liscio di lei. No, perché io sa la verità. Perché sa la verità. E allora... Capito? Perché si sono messi insieme stasera il Militello Club di Grenchen in Svizzera e il Militello Club di New York, Stati Uniti, con Pippo Cirnigliaro. E sono là tutti e due in prima fila. Non ti avevo riconosciuto, Pippo. E allora il veterinario chiama il veterinario, questo veterinario visita sto cavallo e cominciano a fare delle cure che si dice di emergenza, perché tipo di pronto soccorso. Ci speriamo che sto cavallo superi la nottata. E se ne vanno. Nella stalla c'era magari un maiale che era grande amico del cavallo. E sto maiale, come visto, il cavallo non ha condizioni, poveretto, tutta la notte il maiale a incoraggiarlo, e dai, e stringi i denti, non mi lasciare solo che faccio, ti prego, la mia vita è legata a chi da te, tu sei un meglio amico mio. E il cavallo che manco poteva dire che non stava male. C'era solidarietà fra animali. No, non c'era solidarietà, si facevano compagnia. Ho capito, si facevano compagnia. Non soffrivano. Ho capito, si facevano talmente compagnia che tra di loro c'era una naturale solidarietà. Non erano soli, non soffrivano una solidarietà, erano insieme. Ma la solidarietà non vuol dire stare da soli, anzi al contrario, dare solidarietà vuol dire aiutare gli altri, mettersi assieme. Ma certo, quando non le conviene lei arrunza, è così. Il cavallo supera la nottata, ma non si riprende. L'indomani torna il veterinario, altre cure, altre iniezioni. Il veterinario se no è un maialetto che ci avvicinava l'acqua, cercava di spruzzarci l'acqua andava faccia. Ti prego, il proprietario do cavallo il cuore tanto, nico, queste scene bellissime, disperato, e il cavallo non ce la faceva, e il maiale tutta notte, ma ti prego. Basta, dopo una settimana, alleluia, alleluia. Un cavallo picchia e se mi sa ditta. Se mi sa ditta fece un colpo di miau. No, un cavallo fa lo confondo. Io di animale non ne capisco. Ma come non ne capisce di animale? Scusi, ma il gatto fa miau e il cavallo nitrisce. Perché sono sbagliato. Lei deve fare faccia un nitrito. Faccia un nitrito. Mi faccia un nitrito. Quello del cavallo. Che do lì a Fandi è un barrito. Un barrito? Questo è il nitrito. C'è due cavalli. È un nitrito. Poi il cavallo si mise in piedi e cominciava a nitrire, muoveva la coda, muoveva le zampe. Il proprietario un tise entrò nella stalla, un maiale contento, magari. Il proprietario da gioia pigliava un cavallo sul bracciavo, se lo baciò nella testa, nel collo e ci disse agli altri contadini che avevano trasuto: il cavallo è salvo, per festeggiarlo ora ammazziamo maiale. Ma no, ma come?